Buonasera amici appassionati di hockey pista, ben ritrovati dal palazzetto dello sport di Sandrigo, dove questa sera va in scena l'ennesimo derby tutto vicentino tra il Sandrigo e il Bassano. Stiamo parlando della bassa classifica, quindi a 5 giornate dalla fine, 3 punti importanti in palio questa sera tra Sandrigo, che occupa l'ultima posizione in classifica, 11 punti, e il Bassano terzultimo con 16 punti, e due squadre che sono affamate di punti per poter agganciare il Correggio, che è il prima squadra, 17 punti fuori dai play-out, quindi sarà veramente importante capire stasera chi riuscirà a portare a casa il posta in palio. Il Bassano potrebbe staccare la bassa classifica e portarsi addirittura oltre il Correggio, salvo ovviamente il risultato del Correggio. Sandrigo invece potrebbe andare a recuperare Montebello e andarsene a giocare nelle ultime giornate con più tranquillità. Ovviamente il Bassano sicuramente dovrà fare attenzione alla voglia di riscatto del Sandrigo, che ricordiamo non vince in casa da 14 partite consecutive, con il Bassano invece che è reduce da un buon pareggio contro lo Scandiano dopo la pesante battuta d'arresto contro il Breganze. Ma andiamo a vedere quindi le formazioni, partendo ovviamente dagli ospiti, che può schierare Edoardo Pilati, Mattia Milani, Mattia Baggio, Davide Piroli, quindi Ghisa, Toniolo, Bertegato, Merlo, Crespo, Oliva e Candanedo. L'allenatore ovviamente il signor Del Gelone, invece Franco Vanzo, neo allenatore del Sandrigo, che può schierare Del Monte, Campagnolo, Chemello, Gasparotto, Cacao, Nicoletti, Pozzato, Poletto, Vasquez e Bertinato. Ma andiamo in cronaca diretta con Nicoletti per il Sandrigo a manovrare palline in questi primi minuti. Dietro la palla il tentativo dalla distanza proprio di Poletto, quindi ancora il Bassano che va a recuperare pallina. Prova al centro della pista adesso Bassano con l'incursione in avanti, viene per un attimo fermata l'incursione del Bassano, ma si ricomincia. Prova dalla distanza proprio Candanedo, che è un po' il metronomo di questa squadra, per lui uomo assist. Bassano che prova il tiro intanto dalla distanza, pallina che esce abbondantemente alla destra della porta difesa da Mauro Del Monte, quindi Cacao prova in centro alla pista ancora Vasquez trova tutto chiuso, prova ad andare dietro porta, ci prova ancora in avanti il Sandrigo, si gira, Cacao, tiro debole, nessun problema per la difesa sandricense, quindi in avanti ancora Bassano, ci prova, è un'incursione questa volta con il tiro che viene deviato, e pallina quindi alta per il Bassano. Intanto c'è un fallo di squadra fischiato dagli arbitri e quindi si dovrà ricominciare con una punizione per Bassano. 22 minuti e 58 secondi alla fine del primo tempo, il risultato ovviamente ancora fermo sullo 0-0. Buona affluenza di pubblico questa sera qui al palazzetto dello sport di Sandrigo, dove la gente sente questo derby importantissimo, come si diceva, per i 3 punti in palio per entrambi le compagini. Prova in avanti ancora Vasquez, quindi Cacao, Nicoletti si fa vedere al centro della pista, Nicoletti ancora lateralmente
prova ancora in avanti il Braganza con un taglio, attenzione perché può ripartire in contropiede, 1 contro 1 e non riesce però in velocità proprio Piroli a mettere pallina, manca l'ultimo passaggio. Comunque difesa del Sandrigo che si era fatta trovare in questo caso abbastanza, attenzione perché arriva la rete del solito Cacau a 3 minuti dall'inizio della partita. Cacau va a sbloccare la situazione qui al Palazzetto dello Sport di Sandrigo, che quindi si porta in vantaggio. Sicuramente un'iniezione di fiducia questa per la squadra di Franco Vanzo, che parte con i migliori auspici dopo aver rischiato pochi secondi prima. È proprio vero, gol non fatto, gol subito. Poco prima c'era stata un'occasionissima da parte di Davide Piroli, poi invece arriva sempre il solito tocco di Cacau, che va così a siglare la sua 22esima rete in questo campionato. Sicuramente un giocatore importantissimo per quanto riguarda la formazione proprio di Franco Vanzo. Adesso attenzione a un fallo al limite dell'area con il Bassano pronto per la battuta. Isa sul punto di battuta, vedremo lo schema del Bassano, prova il tiro ancora Crespo, sicuramente uno degli uomini più importanti per quanto riguarda il Bassano, anzi indubbiamente il miglior marcatore della squadra giallorossa. Attenzione, l'alza e schiaccia di Nicoletti che prova ad andare a battagliare sulla pallina, va a recuperarla, ancora Pozzato adesso per Cacau lascia sfidare Vasquez, poi là in profondità verso Pozzato dietro porta, non lo lasciano girare, è costretto quindi a andare verso Cacau che arrivava a rimorchio. Attenzione allo scontro intanto a Balaustra, fallo secondo l'arbitro fallo del Bassano, che quindi va a 2 falli di squadra, uno invece quelli commessi dal Sandrigo. Sul punto di battuta intanto Nicoletti e Vasquez per Sandrigo, 21 minuti e 1 secondo alla fine del primo tempo, in vantaggio 1-0 il Sandrigo, grazie alla rete al terzo minuto proprio di Claudio Sfia Cacau, brasiliano ormai da tantissimi anni qui in Italia. Proprio lui adesso a comandare pallina, quindi con Vasquez, Cacau, quindi Pozzato ancora prova ad allargare verso Vasquez, cerca di farsi spazio per vie centrali, va alla ricerca di Cacau, questa volta però anticipato molto bene dalla difesa del Bassano, che prova a far ripartire la squadra. Si prova Crespo adesso ancora dietro pallina verso Piroli prova ad andare lungo Balaustra, il blocco di Cacau che viene subito fischiato dall'arbitro, quindi 2-2 i falli di squadra. Ricordo che al 10° fallo di squadra ci sarà la punizione per la squadra che lo commette, quindi punizione di prima ovviamente per la squadra che lo subisce, con Bassano adesso sul punto di battuta con Davide Piroli che prova ad andare dietro, si va ancora da Candanedo a cercare idee per questo Bassano da portare in avanti, prova a farsi vedere anche Isa al centro dell'area, ma Candanedo preferisce tornare su da Piroli e ancora si gira Isa e questa volta ci mette dal Monte, riesce a metterci il braccio e quindi a deviare pallina, con intanto Nicoletti a battagliare sempre sull'angolo sinistro. Pozzato va a piazzarsi dietro porta di Pertegato, Pozzato cerca di girarsi ma gli viene tolta palla in maniera spettacolare proprio da Cesar Candanedo. Molto utile questo giocatore anche in fase difensiva, oltre che essere il vero regista metronomo di questa squadra. Finta il tiro intanto Crespo, quindi in avanti la pallina per Isa dietro verso Candanedo. Ancora Crespo, tiro
di Crespo, respinto, pallina che rimane comunque nelle stecche giallorosse, ci prova Candanedo, la bordata, pallina che rimane lì, può andarsela a riprendere, ricomincia intanto da zero il timer per tenere pallina. Attenzione intanto al fallo ravvisato della stecca fuori dall'area di competenza del portiere, quindi Bassano che va subito a battere la punizione. Piroli prova ad allargare ancora torna Piroli, possesso di pallina, prova Bassano per vie laterali, ma per il momento Sandrigo che riesce a tenere serrate le file della difesa e quindi non fa andare in profondità quelli che sono gli attaccanti, e mancando quindi le possibilità del taglio. Attenzione però, perché adesso c'è un contropiede del Bassano, prova la staffilata da solo proprio Candanedo, pallina che viene respinta dal Mauro Dal Monte, quindi si può ripartire con Sandrigo subito da approfittarne dietro porta con Vasquez, aspetta il piazzamento di Cacao che però si riporta dietro porta, in qualche maniera riesce poi ad andare alla conclusione proprio Vasquez, e niente da fare per Sandrigo con Bassano che prova a riportarsi subito in attacco, ma i giocatori non seguono l'azione di Victor Crespo e quindi si deve ricominciare al centro della pista. Prova adesso ad andare in profondità ancora Piroli prova a girarsi, aveva accennato un alza e schiaccia, preferisce tornare sui suoi passi, quindi in velocità Candanedo il taglio che però finisce proprio sui gambali del portiere. Nicoletti in velocità, ma è già tornata la difesa di Bassano, infatti Nicoletti preferisce tornare verso il centro della pista. Vasquez ancora va a recuperare, cerca almeno di recuperare pallina sull'angolo, poi preferisce invece, visto che si era visto in ritardo, lasciarla lì proprio a Crespo che va a riprendersela. Crespo riporta in avanti l'azione dei suoi dietro porta, Crespo va a girarsi, tiro piuttosto velleitario questo dell'attaccante bassanese con il Sandrigo che può intanto riportarsi in avanti. Già chiamato un time out sponda sandricense, è la prima occasione utile. Ricordo che da quest'anno sono possibili due time out, un time out principale per ogni squadra da 60 secondi, quindi un time out supplementare da 30 secondi. E adesso Bassano che prova ancora ad allestire una manovra in attacco, è tutto chiuso però lì davanti, ancora Crespo marcato stretto proprio da Vasquez, ancora Crespo preferisce cedere pallina dietro verso Piroli, quindi Candanedo anche lui però tutto chiuso, molto compatta la difesa stasera del Sandrigo. Ripartenza e il tiro di Cacao questa volta centrale, forse un po' di fretta di andare alla conclusione per l'attaccante. Attenzione che intanto dall'altra parte arriva la rete del pareggio del Bassano, che quindi al 10° minuto Bassano si riporta in parità proprio su un'occasione avuta inizialmente da Cacao sul capovolgimento di fronte. È il solito Crespo che va a mettere pallina alle spalle di Mauro Dal Monte, quindi viene chiamato anche il primo time out. Andiamo a riassumere quindi la situazione qui al Palazzetto dello Sport di Sandrigo, dove a 15 minuti e 44 secondi alla fine del primo tempo il risultato è di 1-1 grazie alle reti al terzo minuto di Cacao, e quindi al pareggio pochi istanti fa, 10° minuto proprio di Crespo per il Bassano. Una partita sicuramente equilibrata, anche se con qualche sprazzo e occasione da una parte e dall'altra. I due gol sono nati fatalità proprio da due occasioni mancate dagli attacchi delle squadre, e quindi sul capovolgimento di fronte abbiamo avuto il gol del vantaggio di Cacao e quindi il gol del pareggio di Crespo quindi che va a portarsi a 20 reti
in questo campionato dopo 19 giornate. Appunto, questa è la 20ª giornata del massimo campionato di Serie 1. Il time out è finito, si dovrebbe ricominciare, si perde ancora un po' di tempo per andare ad asciugare la pista. Anche i giocatori però del Sandrigo adesso si riportano in pista e quindi si dovrà ricominciare con pallina a centropista. Pronto quindi Vasquez, pallina dietro per Nicoletti, tutto da rifare quindi per la squadra di Franco Vanzo. Cacao, Pozzato, dietro porta Pozzato, non riesce a trovare la possibilità di un taglio per il tiro dalla distanza di Vasquez, che finisce abbondantemente alla destra della porta, difesa da Davide Pertegato. Bassano che può ricominciare a tessere l'azione di attacco con Candanedo. Pallina che viene messa lì in centro dell'area dove c'erano parecchi difensori del Sandrigo che vanno a recuperare la pallina, se ne va in avanti Vasquez. Tiro centrale di Vasquez, pallina che esce, quindi pallina che dovrà essere rimessa in gioco dal Sandrigo. Già sul punto di battuta Nicoletti per il Sandrigo. Nicoletti con Vasquez pronto a andare a prendersi pallina. Vasquez infatti centro della pista ancora per Pozzato. Vasquez ancora per Sandrigo. Nicoletti prova ad allargare il gioco, Nicoletti prova a mettere in pallina per Cacao, che era però marcato stretto proprio dall'autore della rete, Victor Crespo. Ancora Nicoletti dietro porta di Pertegato. Nicoletti preferisce tornare da Vasquez al centro della pista. Vasquez tiro centrale, pallina che può essere recuperata dal Bassano. Prova ancora in avanti, tiro improvviso proprio di Crespo, che è la pallina che esce dallo specchio della porta e quindi viene recuperata da Sandrigo. Sandrigo in avanti, prova l'alza, schiaccia Cacao, pallina che esce alla destra di Pertegato. Attenzione, intanto provano una triangolazione in velocità i giocatori del Bassano, però troppo anticipata pallina per Piroli, il quale va anche in antigioco per 5 secondi. Attenzione Cacao, gioco che è già ripreso con Sandrigo che non perde tempo. Cacao prova a girarsi, è super controllato, però ovviamente il giocatore più temibile da un punto di vista realizzativo per quanto riguarda il Sandrigo, con Nicoletti. Ancora Vasquez prova ad allargare ancora verso Pozzato. Pozzato è costretto a tornare fino a quasi al limite dell'area, visto che i giocatori del Bassano stanno soprattutto premendo da un punto di vista difensivo, hanno iniziato un certo pressing. Attenzione intanto a Cacao. Nicoletti dietro ancora per Pozzato, ultimi 4 secondi per arrivare alla conclusione. Tiro che esce abbondantemente fuori dallo specchio della porta e quindi Bassano niente di fatto per Sandrigo. Bassano che può ricominciare in avanti con ancora Crespo, quindi con Milani che intanto è entrato in pista per Bassano, che inizia ovviamente anche la girandola per quanto riguarda i cambi di due giocatori. Ovviamente ha avvantaggiato forse un pochino di più la panchina del Bassano rispetto a quella di Sandrigo, con Milani intanto adesso che va a impostare, quindi Crespo supera la metà pista, si ferma, prova ancora a giocarsela lì al centropista. Milani in avanti, prova Milani, l'alza e schiaccia fuori comunque dallo specchio della porta. Vasquez in velocità, Vasquez prova a fare tutto da solo e si fa rubare pallina. Attenzione perché situazione pericolosa e riesce in qualche maniera la difesa di Sandrigo ad andare a intercettare la pallina proprio all'ultimo secondo e quindi andare a recuperare questa situazione con intanto Bassano che mantiene il possesso di pallina. Prova Candanedo intanto dietro, prova, finta il tiro. Crespo ancora per Piroli
lungo balaustra, viene però marcato proprio da Vasquez, ancora indietro la pallina per Crespo, prova ad andare in velocità, viene fermato Piroli, prova ad allargare, tiro di Candanedo, pallina che rimane lì ferma, viene fermata da un difensore proprio del Sandrigo, e quindi si può andare a ridistendere la formazione di Sandrigo, andare a respirare un po' dopo questi minuti in cui era stata messa sotto pressione proprio dalla squadra biancorossa. Attenzione, intanto ancora in avanti il Bassano, intanto con Poletto che è entrato in pista per quanto riguarda il Sandrigo, quindi Pozzato, Poletto, Vasquez e Nicoletti. Ovviamente ha bisogno di qualche minuto dopo questi primi 15 minuti all'arma bianca di Cacao, che sicuramente non ha più 20 anni, è stato quindi sostituito. Andiamo quindi qui a riassumere la situazione al Palazzetto dello Sport di Sandrigo quando mancano 10 minuti 52 secondi alla fine del primo tempo. Il Sandrigo e Bassano sono sulla parità 1-1 grazie alla rete al terzo minuto di Cacao e al 10° minuto di Crespo. Partita assolutamente corretta, come lo dimostrano anche i falli di squadra, appena 2 per Sandrigo e 3 per Bassano. Questa volta è stato chiamato il time out dalla sponda giallorossa, quindi sicuramente qualcosa da dire da parte dell'allenatore Marozzin. Finisce in questo momento, squilla la sirena e quindi sono stati esauriti i 2 time out a disposizione degli allenatori per quanto riguarda questo primo tempo. Adesso avranno la possibilità di chiamare altri 2 time out, ma questa volta solamente di 30 secondi, con intanto Nicoletti, quindi per Pozzato che centrocampista preferisce scaricare dietro verso Poletto, quindi ancora prova in avanti intanto il tiro dalla distanza del Sandrigo, però attenzione, la pallina che viene recuperata, il tiro ancora di sempre Crespo, sicuramente il giocatore più importante da un punto di vista dell'attacco di questo Bassano. Adesso che si rifà vedere ancora una volta con Candanedo in avanti, Milani dietro ancora per Candanedo, lungo balaustra, Bassano prova a insistere in questo momento, entrato in pista anche Pilati per quanto riguarda il Bassano. Bassano fa girare la pallina al centro della pista, alta anche in questo caso la difesa del Sandrigo, prova il taglio, pallina che comunque viene recuperata. Attenzione perché adesso era stato dato un taglio dove per poco Crespo non arrivava a ingannare proprio il portiere del Sandrigo. Attenzione intanto in avanti, ci prova tutto solo Pozzato, non riesce però a superare il portiere, ci prova ancora, viene fermato al limite dell'area. Attenzione perché l'arbitro si avvicina al giocatore del Sandrigo, probabilmente per redarguirlo. In pista registriamo anche l'entrata di Chemello per quanto riguarda il Sandrigo. 9 minuti e 11 secondi alla fine del primo tempo, con il risultato sempre fermo sull'1-1 per quanto riguarda Sandrigo e Bassano. Ricordo 20ª giornata del massimo campionato di Serie 1, derby vicentino, con il Bassano ancora in possesso di palla. Crespo scarica dietro pallina verso Pilati, ancora Crespo, quindi si riprova con Isa ancora come ultimo uomo
dall'altra parte con Candanedo prova in avanti Milani, tutto chiuso, si ricomincia, quindi ancora dall'ultimo giocatore Crespo, scarico dietro verso ancora Pilati, attenzione che manca la palla, Pilati era in una ottima posizione, non riesce però la Veronica per Pilati, pericolo scappato per la difesa sandricense con Nicoletti intanto in possesso di palla. Nicoletti vede cerca il piazzamento di suoi, preferisce scaricare verso Pozzato, lungo balaustra sempre per Sandrigo, esce da dietro porta, quindi Poletto. Attenzione, prova a farsi vedere in avanti Chemello che prova ad alzarsi pallina, niente da fare. La pallina viene respinta dall'altra parte, una buona incursione intanto del Bassano, squadre che in questo momento si stanno un po' allungando, ci prova adesso Bassano in velocità ma non ha un buon controllo di palla il giocatore bassanese, quindi Sandrigo che può riproporsi in avanti ancora una volta con Nicoletti, lungo balaustra Nicoletti, tutto chiuso però per il difensore pluripremiato, un gladiatore Nicoletti. Viene chiamato intanto un altro time out sempre dalla sponda Bassano, la prima occasione utile. Adesso prova a ridistendersi in avanti il Bassano e non riesce ad andare a controllare pallina lungo la balaustra, quindi si può ricominciare a tessere l'azione offensiva per il Sandrigo con Milani. Prova ad allargare il gioco, rallenta però il Bassano, le ripartenze forse non velocissime del Bassano fanno sempre in tempo comunque a ripiazzarsi i giocatori del Sandrigo. Incursione centrale adesso di Davide Piroli, fermato Nicoletti. Nicoletti si gira, prova ad andare a chiedere assistenza, prima Poletto poi Chemello, Nicoletti dalla distanza per il tentativo di deviazione, pallina che schizza sopra la traversa della porta difesa proprio da Davide Piroli e quindi il Bassano con Crespo in avanti, tutto chiuso, quindi pallina che ritorna a Piroli. Ancora Piroli. Bassano che intanto prova a giocarsela lì al centro della pista con intanto Pozzato ancora con Piroli, andare a cercare il pertugio, cercare di allargare le maglie della difesa del Sandrigo che però rimane molto compatta e infatti anche in questo caso riesce a neutralizzare questa azione d'attacco del Bassano e quindi con Pozzato in avanti prova un alzaschiaccia, Pozzato che gli viene respinto, riesce a rimanere comunque in possesso di palla solo per un istante perché poi gli viene tolta subito e può ricominciare l'azione del Bassano. Piroli ancora al centropista. Spesso e volentieri la squadra di Marozin fa proprio il gioco giro, non è neanche un giro a tre, è proprio un triangolo al centro della pista dove cerca di andare continuamente a cambiare la posizione del gioco per vedere se si arriva a sbilanciare un minimo la difesa del Sandrigo. Finora però non è servito, quindi Piroli in avanti, Piroli tutto da solo, Piroli riesce ad arrivare fino a tu per tu con Mauro Dal Monte, pallina che esce non di molto, bella questa azione personale proprio di Davide Piroli.
da registrare a 4 minuti e 1 secondo alla fine di questo primo tempo. Una bella azione del Bassano e quindi il time out chiamato e chiesto sempre da mister Gaetano Marozin per andare a gestire questi ultimi 4 minuti di gioco, risultato che non è cambiato dal 10° minuto, sempre 1-1 qui al Palazzetto dello Sport di Sandrigo, tra Sandrigo e Bassano, con la rete al 3° minuto, ricordo, di Cacao, e quindi la risposta al 10° minuto di Victor Crespo per il pareggio del Bassano. Le sorti di questa partita dipendono anche tantissimo da un'altra partita importante che vede contrapporsi proprio 2 squadre nella parte bassa della classifica, che è proprio Correggio e Montebello. Montebello, che ricordiamo è stata l'ultimo avversario del Sandrigo, che era riuscito a trovare il pareggio a 57 secondi alla fine del secondo tempo del 3-3, ma poi la rete beffarda a 2 secondi dal suono della sirena a dare i 3 punti al Montebello, che in quel momento si trovava a 11 punti in fondo alla classifica, proprio come Sandrigo. Andiamo a vedere quindi quali saranno state le date, le indicazioni dei due mister Vanz e mister Gaetano Marozin, per cercare di mettere la zampata giusta in avanti. Oltretutto i due allenatori si sono succeduti anche sulla panchina del Valdagno. Vanz sostituì proprio Gaetano Marozin e andò a vincere quello scudetto incredibile quando Valdagno, da quarto in classifica, vinse lo scudetto. Ma torniamo in cronaca diretta, attenzione, perché c'è stata subito un'incursione del Bassano con Piroli a tu per tu. Dall'altra parte Vasquez, tocco di pattino però del giocatore del Sandrigo, e quindi punizione per il Bassano, che prova subito a mettere in avanti il naso ancora con Davide Piroli sulla balaustra. Nicoletti però va a commettere il quarto fallo di squadra per quanto riguarda, anzi il quinto fallo di squadra per quanto riguarda Sandrigo, e anche l'arbitro va a richiamare 2 giocatori del uno del Bassano e uno del Sandrigo. Probabilmente aveva visto qualche scarmaglia, è andato a redarguirli. Crespo e Vasquez, sicuramente 2 temperamenti sanguigni in pista, ma assolutamente corretti. Pallina ancora dietro verso Crespo, che prova ad allargare il gioco con Piroli. Pallina, attenzione in avanti per un attimo, pallina che era rimasta lì, poi il giocatore del Bassano che in qualche maniera era riuscito a portarsi al centro dell'area, è stato spinto l'arbitro, ha confermato che si poteva giocare, quindi non ha riavvisato nessun fallo. Cambia nulla quindi nella situazione reti, sempre 1-1 qui al Palazzetto dello Sport di Sandrigo, con Cacao intanto indietro verso Vasquez. Come vede il da farsi, prova ad allargare verso Poletto, ancora Vasquez lungo balaustra dietro porta. Cacao, che intanto è rientrato in pista per questi ultimi 2 minuti e 47 secondi, vuole cercare di mettere la zampata in avanti mister Franco Vanzo. Ghise intanto lungo balaustra, gli viene tolta pallina da Nicoletti finta il tiro, torna sui suoi passi, preferisce andare ad appoggiarsi. Vasquez ancora dietro verso Diego Nicoletti, carica il tiro Diego Nicoletti, che esce alla sinistra della porta difesa da Davide Pertegato, e quindi il pallina che deve essere rimessa in gioco dal Sandrigo adesso con Cacao trova la rete del vantaggio, sbuca da dietro porta Claudio Fio Cacao,
e riesce poi ad andare a passare tutta l'area e a mettere pallina alle spalle di Vertegato per il 2-1 del Breganze, quindi doppietta personale del Sandrigo, doppietta personale quindi di Cacau, che porta in vantaggio a 2 minuti e 08 il Sandrigo, e quindi vedremo il Bassano adesso come saprà reagire a questa rete. Intanto Vasquez prova il tiro dalla distanza, forse un po' egoista da parte del giocatore del Sandrigo, che poteva tergiversare e aspettare l'aiuto dei suoi compagni. Candanelli intanto prova a riportare in avanti Bassano, dietro porta, sarà marcato da Nicoletti. Pallina scaricata in dietro, il tiro Davide Merlo, che intanto era entrato in pista. Attenzione ancora Piroli insiste Bassano, intanto viene chiamato il time out anche da Vanzo per cercare di andare a rompere un po' quello che è il ritmo del Bassano. Cacau, Vasquez lungo Balaustra, taglio centrale per Nicoletti, che non riesce però ad andare a metterci il tapin vincente. Nicoletti ancora a lottare in questi ultimi 40 secondi. Nicoletti lungo Balaustra, ancora Sandrigo che rimane in possesso di palla con Vasquez. Cacau che si gira, mancavano gli ultimi 4 secondi, adesso sono gli ultimi 20 secondi da gestire pallina per il Bassano. Prova ad andare in avanti Crespo, intanto vede il piazzamento dei suoi. 14 secondi ancora Candanello, il tiro di Candanello, pallina che viene respinta. 8 secondi al fischio della sirena, pallina che viene buttata nell'angolo, e quindi finisce qui il primo tempo. Ricordo il Sandrigo in vantaggio 2-1 sul Bassano grazie alle reti terzo minuto di Cacau, quindi il pareggio di Crespo al 10° minuto 1-1. È il 23° minuto, ancora Claudio Fio Cacau per il 2-1 del Sandrigo. La partita apertissima e tutta da vivere nel secondo tempo. Ben ritrovati quindi dal Palazzetto dello Sport di Sandrigo, tutto pronto per questo secondo tempo tra Sandrigo Bassano, derby vicentino per la 20ª giornata del massimo campionato di Serie 1. Il primo tempo si era concluso attenzione intanto adesso un'incursione del Bassano subito in apertura. Il primo tempo si era concluso sul 2-1 per il Sandrigo grazie alle reti al terzo minuto di Cacau, al 10° di Crespo, al 23° ancora il raddoppio di Cacau, e adesso vedremo come saprà reagire la squadra di Gaetano Marozzina, che deve andare a recuperare
il risultato. Attenzione, intanto tutto da solo, riesce ad andare fino in fondo proprio Davide Piroli, sempre una spina nel fianco, anche nel primo tempo si era reso protagonista di un'incursione molto bella che poi però è andata a infrangersi contro il muro di Mauro Dal Monte, quindi il Braganza adesso in possesso di pallina con Vasquez, quindi con Nicoletti per Cacao, pallina che però viene intercettata in velocità. Candanedo prova a andare al tap-in vincente, Bassano che comunque rimane in possesso di palla, prova ad andare ad insistere, ci prova ancora con Davide Piroli. Candanedo, quindi ancora il centropista per Crespo, ancora Candanedo lungo Balaustra, tiro di Candanedo alto sopra la porta difesa Dal Monte. Sandrigo prova a ridistendersi in avanti con Vasquez, il tiro di Vasquez, ci mette di guantone questa volta per Tegato, riesce per andare a recuperare pallina ancora Cacao, prova in velocità Poletto, quindi per Cacao. Nicoletti supera il centropista, scarica pallina verso Vasquez prova ad andare in profondità, pesca ancora Cacao prova ad andare a mettere pallina a fil di palo, non si fa però ingannare per Tegato, e Bassano che recupera con Candanedo, adesso in avanti, si porta dietro porta, Candanedo prova l'alza e schiaccia, pallina che termina alta ma che rimane comunque nelle stecche giallo-rosse con Crespo centrale, prova ad andare a vedere il piazzamento di suoi, preferisce andare a girare dietro porta, se ne esce, quindi poi va a scaricare ancora pallina verso Piroli. Candanedo, ancora si ricomincia il centropista con Piroli, Crespo che però non riesce ad andare a intercettare pallina, e quindi 5 secondi di antigioco e punizione che sarà per il Sandrigo. 22 minuti e 14 secondi alla fine di questo secondo tempo, il risultato che è sempre sul 2-1 con il Sandrigo in avanti. A battere una punizione sul punto di battuta Cacao, autore di una doppietta in questa partita. Ancora Sandrigo, sempre con Cacao, scarica verso Vasquez nell'angolo, ancora i due cercano il pertugio per poter entrare. Nicoletti viene però chiuso, Nicoletti è portato anche lui dietro porta, Nicoletti sarà ricostretto a scaricare di nuovo verso davanti Cacao, che si era intanto girato, e Nicoletti che era arrivato come un treno non è riuscito ad arrivare però all'appuntamento con la pallina. Nicoletti che riesce, nonostante stesse scivolando, a dare potenza alla pallina, che però è stata parata da Pertegato. Bassano con Candanedo per le vie centrali, prova il tiro Isa, Dal Monte fa buona guardia, quindi Vasquez intanto, Vasquez lungo Balaustra viene tenuto e marcato lì proprio da Candanedo. Tanto entra in pista anche Pozzato per Sandrigo, Pozzato che riceve in questo momento, Pozzato prova ad andare in profondità dietro porta, Nicoletti, 15 secondi per arrivare alla conclusione. Nicoletti, Pozzato, ancora Nicoletti, tutta chiusa la difesa di Bassano, 4 secondi per arrivare al tiro, prova il tiro Nicoletti, nulla da fare, e pallina che poi viene recuperata dal giocatore sandricese, ma erano già scaduti 45 secondi per arrivare alla conclusione, quindi Bassano che va a recuperare pallina ma la riperde, e subito di nuovo Sandrigo in avanti con la staffilata di ancora Diego Nicoletti, che finisce non di molto alla destra della porta di Pertegato. Candanedo trova però una selva di gambe in avanti, e quindi Bassano che deve ricominciare con Piroli ancora al centro della pista, ancora per Crespo, Isa, ancora Piroli dall'altra parte, prova Piroli, marcato però da Nicoletti. Attenzione perché arriva la rete
sul taglio arriva alla rete di Candanedo, che quindi va a pareggiare e sigla il 2-2 al quarto minuto. Quindi Candanedo porta il risultato in parità di questo bellissimo derby tra Sandrigo e Bassano. Tutto da rifare quindi per Sandrigo. Ricordiamo intanto che i falli di squadra sono 5 per Sandrigo, 4 per Bassano. Se ne stanno giocando veramente ai punti queste due squadre, troppo importante la posta in palio. Nessuna delle due squadre è riuscita a mettere la rete in più per cercare di mettersi, di andare al largo. Tanto viene dato il primo richiamo ufficiale a Poletto. Al prossimo scarterà il cartellino blu. Punizione intanto per il Bassano, che può ricominciare con l'autore della rete, proprio Candanedo, ma che l'arbitro fa ripetere in quanto non aveva fischiato. Candanedo prova in velocità, questa volta però è il giocatore del Bassano a fare ostruzioni. In questo caso si trattava proprio di Edoardo Pidati. Resta a terra il giocatore del Bragante, del Sandrigo, Poletto, che in velocità si è visto il blocco e viene subito infatti sostituito. Braganza ancora in avanti. Questa volta l'arbitro ravvisa un fallo di squadra del Braganza che si porta del Sandrigo, che si porta a 7 falli di squadra, 5 invece quelli del Bassano. Bassano ancora in possesso di palla, prova ancora con Candanedo, l'autore del pareggio al quarto minuto del secondo tempo. Ancora Crespo. Bassano che fa sempre fatica per vie centrali a trovare la via per arrivare a tu per tu con Dal Monte, anche se poi era riuscito con quel taglio e quella stoccata vincente da parte di Candanedo a trovare la rete del pareggio. Bassano prova intanto il tiro dalla distanza, ancora Pidati, pallina che comunque rimane nelle stecche giallorosse. Bassano dietro con Crespo, prova ad allargare il gioco. Bassano sempre in possesso di palla, prova in velocità un'incursione per le vie centrali, questa volta Nicoletti a fermare Crespo, raddoppio sul portatore di palla, pallina che viene recuperata in velocità ancora per Pozzato, la rete di Pozzato, incredibile, in velocità Pozzato, la rete del 3-2 per il Sandrigo all'8° minuto. Quindi Sandrigo rimette la testa in avanti, rete importante per la squadra di Franco Vanzo, che si riporta per la terza volta in vantaggio. Bassano quindi che dovrà subito ricominciare a ritessere le azioni d'attacco per cercare di andare a recuperare pallina, con intanto il Sandrigo galvanizzato anche dalla rete di Pozzato. Vasquez in avanti, scarica dietro verso Nicoletti, Campagnolo che intanto è entrato in pista per la squadra Franco Vanzo, proprio al posto di Poletto che era stato si era infortunato su un blocco
proprio di Pigliati. Pozzato si porta dietro porta, aspetta il piazzamento dei suoi con Nicoletti in centro dell'area, prova l'Elze schiaccia, la pallina forse è un po' alta, l'arbitro le lascia correre. Qui invece Cacao ferma in maniera irregolare proprio Candanedo e arriva anche il nono fallo di squadra del Sandrigo, quindi alla prossima occasione, al prossimo fallo, sarà punizione di prima per Bassano. Vediamo che intanto l'arbitro va a discutere, a dire qualcosa in cattedra cronometristi. Tabellone segna 9 falli di squadra, quello dove c'è il cronometro, mentre forse potrebbero essere 8 i falli di squadra del Sandrigo, come invece indica il tabellone di fronte a me. 17 minuti e 0,5 secondi alla fine del secondo tempo, 3-2 il risultato dopo la rete di Pozzato all'8° minuto, quindi Sandrigo che si riporta in vantaggio e per l'ennesima volta deve andare a recuperare il risultato. Bassano prova intanto Campagnolo, lungo Balaustra, si fa tutta la pista, arriva dietro porta, poi in qualche maniera viene fermato, ma in maniera irregolare secondo l'arbitro era stato Crespo a fermare Campagnolo e quindi arriva il 7° fallo di squadra per Bassano. E viene dato anche il secondo fallo di squadra, quindi 2 falli di squadra al Bassano, si porta quindi a 8 falli di squadra. Pozzato intanto che prova la girata da dietro porta, Candanedo adesso dietro porta, dentro la sua di porta, prova a sfuggire alle marcature di Nicoletti. Candanedo anche lui si fa tutta la pista, è costretto però a tornare sui suoi passi e scaricare pallina verso il centropista scusate, Crespo dietro porta di Del Monte, scarica dietro verso Candanedo, il tiro di Candanedo e ancora lo scontro tra titani Candanedo e Nicoletti, sicuramente due fisici imponenti. Alla meglio Nicoletti comunque senza andare a commettere fallo. Braganza che si riporta in avanti con Pozzato dietro porta, Cacao scarica dietro verso Nicoletti, Campagnolo, ancora Sandrigo in possesso di pallina, Cacao finisce a terra, l'arbitro non ravvisa nessuna irregolarità. Crespo, tiro di Crespo che però esce alla destra della porta difesa dal Monte. Pigliati intanto per il Bassano, Pigliati va per pallina sull'incursione, la marcatura di Crespo e di Cacao che riesce poi a scaricare pallina verso Campagnolo e quindi Nicoletti supera la metapista. Nicoletti, l'arbitro dice che sono passati però i 10 secondi necessari per passare il centro della pista e viene chiamato quindi anche il time out per quanto riguarda questo secondo tempo, il primo time out del secondo tempo che viene chiamato. Sponda bassanese. Andiamo a vedere intanto altri risultati dalle altre piste, con il Valdagno nel big match contro il Forte dei Marmi, sta perdendo in casa per 2-0. Breganze che sta vincendo invece per 4-2 sul Monza, lo Scandiano, attenzione, 5-1 sul Trissino, risultato questo importante per una delle squadre che dovrebbero andare a giocarsi il titolo di campione d'Italia.
Lodi invece che sta avendo la meglio per 3-0 sul Sarzana. Correggio e Montebello invece ricordiamo che si giocherà domani con inizio alle ore 18. Partita di assoluto interesse proprio per questa partita, essendo il Correggio a 17 punti, quintultimo, il Montebello proprio 3 punti avanti il Sandrigo in questo momento a 14 punti, quindi potrebbe veramente venire stravolta completamente la classifica delle ultime 5 posizioni, quelle che ricordiamo andranno anche a giocarsi, quelle che è la novità di quest'anno, quindi il play out. Torniamo però in cronaca diretta con il tiro intanto di Crespo che però viene respinto, pallina che viene recuperata da Pilati, ma l'arbitro interrompe il gioco perché bisogna andare a rimettere a posto la porta che nel frattempo si era mossa dal Monte. Crespo intanto sul punto di battuta. Crespo, Piroli per Bassano. Ancora Crespo, si torna sempre al centro della pista nella azione del Bassano, parte sempre da molto lontano il Bassano andare a costruire la sua azione offensiva. Intanto viene commesso adesso il nono fallo di squadra del Sandrigo. Piroli, Candanedo, l'arbitro intanto ravvisa un fallo, quindi attenzione che però lì non si capiscono i due giocatori del Sandrigo, la stavano combinando grossa. Con Candanedo aveva recuperato pallina in velocità e per poco non andava a sorprendere proprio Mauro Del Monte. Tanto Pozzato dalla distanza, intanto il tiro di Campagnolo centrale, nessun problema. Sandrigo ancora in possesso di pallina con Poletto in avanti per la deviazione di Cacau che riesce a spizzarla quel tanto che però esce alla sinistra della porta difesa da Pertegato, e ancora Cacau di nuovo alla deviazione, e anche in questa occasione bravo Pertegato a mantenere a galla i suoi. Tanto in avanti prova a insistere, un buon momento questo per il Sandrigo con Pozzato, scarica dietro ancora verso Poletto. 13 minuti alla fine del secondo tempo, 3-2 il risultato qui pezzetto dello sport di Sandrigo. Intanto Campagnolo va a recuperare la pallina, Pozzato ancora per Sandrigo in avanti. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gioco del derby vicentino tra Sandrigo e Bassano. Ricordo che Sandrigo è avanti 3-2 con intanto Cacau che sta manovrando pallina, prova un alza e schiaccia ma va a colpire Piroli, quindi Pilati dietro per Candanedo, va a scaricare pallina ancora verso Crespo, quindi ancora Pilati, Crespo, un balaustra per il Bassano, prova l'incursione dietro porta, Crespo non vede nessuno, attenzione che arriva il fallo di squadra del Bassano, anzi il fallo di squadra del Sandrigo, scusate, non del Bassano, per atterramento di Crespo. Subito sembrava che l'arbitro facesse proseguire il gioco, anzi andasse a redarguire per simulazione, invece poi ha deciso per il fallo di squadra. E adesso vediamo che cosa succede, intanto perché c'è un giocatore a terra e sono entrati anche i sanitari a controllare
la situazione. Intanto andiamo a riassumere la situazione qui a Sandrigo, dove per questo derby vicentino, 20ª giornata del massimo campionato di Serie 1, il Sandrigo è in vantaggio per 3-2 sul Bassano, grazie alle reti al terzo minuto di Cacao nel primo tempo, quindi il pareggio di Victor Crespo, l'1-1 di Crespo al 10° minuto, 2-1 quindi di Cacao al 23° minuto, Candanedo al quarto minuto del secondo tempo va a pareggiare i conti per il Bassano per il 2-2, poi una bella azione in velocità con un tiro in diagonale che va a infilarsi alla sinistra della porta difesa da Pertegato, e Pozzato che sigla il momentaneo vantaggio per 3-2. Vediamo intanto Campagnolo che viene aiutato a rialzarsi, ovviamente dovrà uscire dal rettangolo di gioco perché sono entrati i sanitari in pista. Quindi si ritorna con Pozzato, Poletto, Nicoletti e Vasquez per quanto riguarda lo starting five del Sandrigo. Adesso vediamo la situazione falli di squadra, perché viene comunque sul tabellone fatto vedere il 10° fallo di squadra, infatti ci sarà una punizione di prima per il Bassano, che quindi avrà l'occasione di andare a pareggiare la partita. Sembra prendersi questa responsabilità lo specialista, quindi andrà Crespo sul punto di battuta. Crespo che ha già battuto 12 punizioni e tiri di prima con 5 realizzazioni, quindi lo specialista del Bassano. Crespo contro Mauro Dalmonte, tutto pronto per la battuta, 11 minuti, 57 minuti alla fine del secondo tempo. L'arbitro dice che si può partire. Crespo gli sfugge la pallina e esce abbondantemente alla sinistra della porta difesa da Mauro Dalmonte. Battuta veramente male questa punizione da parte del bomber bassanese, e quindi scampato pericolo per il Sandrigo del 10° fallo e della punizione di prima. Quindi Pozzato adesso in possesso di palla. Pozzato cerca di girarsi, Candanedo però di marcarlo, non gli lascia gli spazi, è costretto a scaricare verso Vasquez per la deviazione ancora di Pozzato, non si fa sorprendere però Pertegato, e Bassano con Crespo ancora, quindi Candanedo. Tiro di Candanedo che però viene respinto, pallina che però viene recuperata da Crespo. L'arbitro però sulla ripartenza di Vasquez vede che viene trattenuto e di conseguenza dà anche il fallo di squadra, quindi adesso è a 9, sono a 9 i falli di squadra del Bassano. Al prossimo fallo ci sarà quindi una punizione di prima. Nicoletti intanto sul punto di battuta. Nicoletti, Vasquez ancora per Pozzato, ancora Vasquez, intanto rientra anche Cacao per cercare di dare profondità e andare a cercare anche il 10° fallo di squadra. Non si capiscono però Poletto e Cacao, e pallina viene recuperata dal Bassano, tiro alto sopra la traversa, Vasquez in velocità prova ad andare via in mezzo a due e arriva anche il 10° fallo di squadra, quindi per il Sandrigo. 10
Arriverà quindi la punizione di prima, questa volta per il Sandrigo, dopo quella fallita da Crespo per il Bassano. Credo sarà Cacau che andrà a prendersi questa responsabilità. Momento cruciale questo della partita, dove in caso di una rete del Sandrigo ovviamente metterebbe un bel po' di pressione alla squadra di Gaetano Marozzina. E potrebbe essere uno di quegli episodi veramente decisivi per questo derby, riuscire a mettere 2 reti di vantaggio in avanti. Però dall'altra parte ovviamente un Davide Pertegato che non è assolutamente d'accordo con questa disamina, e quindi aspettiamo a vedere chi avrà la ragione. Pertegato intanto va a mettersi a posto il casco e le protezioni, riprende il proprio posto all'interno della gabbia con Cacau che intanto sistema pallina sul punto di battuta. Cacau contro Pertegato, l'arbitro controlla che sia tutto a posto, si può partire. Cacau contro Pertegato, Cacau alza la pallina, Cacau la riprende, ma anche per Cacau nulla di fatto, quindi il risultato che non cambia, sempre 3-2 per Sandrigo, e anche il Bassano quindi passa indenne la prova del 10° fallo. Quindi derby che rimane assolutamente aperto. Cacau scarica dietro verso Poletto. Poletto vede il da farsi, scarica verso Vasquez. Nicoletti ancora per Cacau. Poletto, attenzione che la pallina rimane lì a mezza pista, viene recuperata dal Bassano, prova un tiro Piroli. Vasquez prova a ripartire, viene però fermato molto bene dalla difesa del Bassano. Attenzione intanto alle azioni in velocità, si stanno aprendo le maglie adesso delle 2 formazioni, ovviamente tutte e 2 adesso possono giocare forse un po' più a cuor leggero, visto che hanno scampato il pericolo della spada di Damocle del 10° fallo, con Cacau dietro, scarica verso Nicoletti. Tanto c'è il segnale di time out, panchina sandricense questa volta. Vasquez dietro porta, ancora Cacau, ancora Vasquez. Sempre marcato da Pilati. Vasquez prova un alza e schiaccia improbabilissimo, che infatti finisce all'esterno della rete. Prova Piroli ad andare in velocità, però viene fermato. Attenzione, pallina che rimane lì. Poletto tu per tu con Pertegato, non riesce a mettere pallina alle spalle del portiere, ma attenzione perché poi Pertegato era uscito ed è caduto un giocatore, proprio lo stesso Poletto era caduto a terra. L'arbitro è andato verso il portiere, vedremo quali saranno le decisioni, quale sarà la decisione dell'arbitro, che mostra il cartellino blu. Davide Pertegato che quindi dovrà uscire, ci sarà un tiro di prima e quindi dovrà entrare Davide Merlo, secondo portiere del Bassano, ma ci sarà ovviamente anche una punizione di prima per il Sandrigo. Vibranti le proteste anche in questo momento verso gli arbitri da parte ovviamente dei giocatori del Bassano, che non sono assolutamente d'accordo sulla decisione. Sulla ripartenza ricordiamo il suo rientro di Poletto, che stava tornando verso il centro della pista. A un certo punto è rimasta incastrata la stecca perché l'abbiamo vista proprio volare, è rimasta incastrata la stecca del portiere Davide Pertegato. L'arbitro ha ritenuto che questa trattenuta fosse
volontaria e ha optato quindi per il cartellino blu. Intanto finisce a Braganze Monza 5-2, quindi Braganze che virtualmente potrebbe superare il Trissino in quarta posizione. Intanto dovrebbe essere finito anche il time out chiamato proprio da Sandrigo. Questa volta sarà Diego Nicoletti a incaricarsi di andare sul punto di battuta. Punizione di prima, quindi Diego Nicoletti contro Merlo, anzi viene dato proprio il rigore e Nicoletti para Merlo, ancora Nicoletti, ancora Merlo, riesce a mettere lì il guantone e a salvare il risultato, quindi adesso superiorità numerica per 2 minuti per Sandrigo. Attenzione intanto a Pieroli, se ne va in velocità Pieroli, in qualche maniera Poletto però riesce a togliere la pallina, quindi Sandrigo che riesce ad andare a recuperare pallina con Nicoletti, quindi Vasquez ancora verso Cacao, la classica, attenzione tanto al tiro fuori dallo specchio della porta, la classica difesa a triangolo della squadra del Bassano che sta difendendo con un uomo in meno, ricordiamo per 2 minuti dovrà farlo, con la squadra che attacca, che sta cercando di far girare pallina quanto più veloce per riuscire ad andare a trovare un Pertuso. Nicoletti, attenzione intanto, Cacao prova per Vasquez, palla che non esce di moltissimo alla sinistra della porta difesa da Davide Merlo. Tanto attenzione, prova ad andare via in velocità Crespo, viene fermato, quindi Cacao prova per Poletto, quindi ancora apre per Nicoletti finta il tiro ancora verso Cacao, Nicoletti vede il da farsi, ancora verso Cacao, Vasquez suggerisce il movimento dei suoi, Cacao, Vasquez prova Cacao ad andare al centro della pista e arriva il rigore per un tocco di pattino da parte del giocatore del Bassano, e quindi ennesimo rigore per il Sandrigo. Questa volta dovrebbe incaricarsi Poletto di andare sul punto di battuta. L'arbitro era lì a 2 passi dall'incursione di Cacao, è andato subito a indicare il dischetto di rigore, quindi ci proverà Poletto dopo che hanno fallito sia Cacao che Nicoletti. Ancora Merlo chiamato sugli scudi, tiro e ancora una volta Merlo riesce a tenere il gambale basso e quindi il risultato che non cambia, stoica la resistenza del Bassano qui al Palazzetto dello Sport, e intanto ritorna anche la parità numerica e quindi nulla di fatto in questa superiorità numerica, con 2 punizioni sbagliate per il Sandrigo. Queste sono ovviamente situazioni che possono andare a pesare poi sull'economia quindi della partita. Bassano intanto dopo lo scappato pericolo prova ancora in avanti con Cantaneno, l'autore della rete del pareggio al 4° minuto del secondo tempo. Intanto Nicoletti in avanti con Cacao dietro verso Vasquez, intanto Pozzato rientra in pista per
la formazione di Franco Vanzo, ancora Pozzato, quindi Vasquez. 5 minuti 30 secondi alla fine del secondo tempo, 3-2 il risultato qui al Palazzetto dello Sport di San Diego, la partita più aperta che mai, questo ennesimo derby tutto vicentino. Attenzione a Pozzato, viene tolta la pallina con Candanedo adesso che prova a ridistendersi lungo Balaustra, dietro porta adesso Candanedo, si prova a girarsi Candanedo, pallina che rimane lì sui gambali proprio di Vasquez che va a recuperarla. Vasquez, Nicoletti, Nicoletti in qualche maniera riesce a passare le palline indietro, ma si andrà ovviamente, anzi no, perché sì, è stato fischiato i 5 secondi di antigioco e nel frattempo viene chiamato anche il time out, quindi può rientrare in pista anche Davide Pertegato al posto di Davide Merlo, che nei pochi minuti che è rimasto lì è comunque riuscito a parare prima un rigore a Cacao, poi anzi ha una posizione di prima a Cacao, quindi poi a Nicoletti, quindi è stato assolutamente protagonista, è entrato così a freddo, è riuscito a mettere la sua impronta su questo derby. Comunque Davide Merlo riprende però il suo posto adesso Davide Pertegato dentro la gabbia, va a rimettersi anche Mauro Del Monte, quindi si può ricominciare per questi ultimi 180 secondi del secondo tempo tra Sandrigo e Bassano, con una punizione per il Bassano. Tutto pronto per la battuta, Crespo allarga verso Piroli, ancora Bassano al centro della pista, Candanedo sempre per vie centrali, ma è tutto chiusa la difesa del Sandrigo. Adesso ci prova dietro porta, Piroli prova ad entrare in area, è costretto però a ritornare a scaricare dietro ancora per Crespo. Attenzione perché Pozzato va a recuperare pallina, Nicoletti viene però fermato in maniera regolare proprio da Candanedo, quindi Vasquez, Cacao. Inizia adesso ovviamente anche una certa pressione da parte dei giocatori del Bassano, che devono andare a cercare di andare a recuperare pallina se vogliono raddrizzare questa partita, con intanto Nicoletti, ancora Pozzato, Cacao, attenzione perché sbaglia il rinvio Vasquez, pallina che può tornare nelle stecche del Bassano, proprio non ne approfittava proprio Crespo. Leggerezza qui di Vasquez. Bassano intanto prova ancora con le ultime energie a portare la partita sulla parità, il derby vicentino, 20ª giornata del massimo campionato in Serie A1, Palazzetto dello Sport di Sandrigo. Crespo, tiro dalla distanza di Crespo per la deviazione volante che non c'è stata. Nicoletti può andare a riprendersi pallina, Vasquez, Cacao, attenzione della pallina che però viene recuperata sul taglio di Cacao dai giocatori del Bassano. Ci prova Piroli, il taglio di Piroli si capisce però con gli attaccanti del Bassano, e attenzione perché la pallina rimane lì e in qualche maniera sbroglia la situazione della difesa del Braganze, del Sandrigo. Candanedo, il taglio, pallina che però viene recuperata proprio da Nicoletti, ancora
Cacao. 2 minuti 15 secondi alla fine del secondo tempo, 3-2 il risultato qui al Palazzetto dello Sport di Sandrigo, con Davide Piroli dietro porta ancora di Del Monte. Si ricomincia però dal centro della pista ancora con l'ennesima incursione sempre di l'instancabile Crespo. Quindi Piroli viene però tutto chiuso lì davanti, si chiude a riccio ovviamente. Adesso la difesa del Sandrigo, troppo importante il risultato per gli uomini di Franco Vanzo, prova ad andarsene, viene in velocità Pozzato, niente da fare, viene fermato, quindi attenzione all'incursione ancora ennesima di Davide Piroli. Piroli prova ancora dare in profondità e costretto per scaricare verso Crespo. Ultimi 80 secondi di gioco con Piroli in possesso di palla per il Bassano. Piroli prova a girarsi in qualche maniera, pallina che viene respinta. Crespo in avanti ancora per Bassano. Siamo entrati nel frattempo nell'ultimo giro di orologio con Crespo che va al tiro, che però viene fermato proprio dai gambali di Nicoletti. Intanto arriva anche un fallo di squadra, arriva il time out da parte del Sandrigo, anche per andare a togliere un po' di ritmo alla squadra, all'azione offensiva del Bassano, che stava facendo veramente importante. Quindi andiamo a riassumere la situazione qui al Palazzetto dello Sport di Sandrigo, quando mancano 52 secondi alla fine del secondo tempo tra Sandrigo e Bassano. La situazione è di 3-2 per il Sandrigo, grazie alle reti nel primo tempo, al terzo minuto di Cacao, il 10° minuto di Crespo, al 23° minuto ancora Cacao per il 2-1, in apertura di secondo tempo Candanedo per il 4° minuto per il 2-2, quindi la bomba di Pozzato, il bel gol di Pozzato all'8° minuto, che sta regalando per il momento questo derby al Sandrigo. Nel frattempo erano stati sbagliati anche una punizione di prima di Crespo, una punizione di prima di Cacao e poi anche un rigore da parte di Nicoletti. Ma torniamo in cronaca diretta e andiamo a vedere subito come gestirà questi 52 ultimi secondi il Bassano. Candanedo prova subito il tiro, riesce ad andare a recuperare la pallina, ancora in possesso della stessa proprio i giallorossi. Candanedo, Piroli in qualche maniera arriva con il guantone Dal Monte, attenzione c'è anche il cambio, fuori il portiere, dentro ultimi 30 secondi, 5 uomini di movimento. Bassano gioca il tutto per tutto, ovviamente Gaetano Malozin, pallina che rimane lì nell'area di gioco del Sandrigo. Adesso un fallo alla balaustra di Vasquez, è il 12° fallo, ma a questo punto poco importa, sono 16 secondi in cui bisogna dare il tutto per tutto. Ovviamente Bassano ci sta mettendo il cuore per riuscire ad andare ad acciuffare questo 3-3. Dall'altra parte Sandrigo vedrebbe, dopo 14 partite senza vittorie, vede avvicinarsi la sua quarta vittoria in Serie 1. Attenzione al tiro dalla distanza, va a terra intanto Pilati e finisce qui il derby tra Sandrigo e Bassano, con la vittoria del Sandrigo per 3-2. Una partita intensa, giocata veramente ai punti, tante le emozioni. Dopo 14 partite finalmente Sandrigo ritorna alla vittoria e va ad acciuffare quindi momentaneamente il Montebello in penultima posizione. Bassano invece che rimane a quota 16 punti insieme con il Monza, che stasera ha perso proprio a Breganze.
aspettando ovviamente quello che sarà il risultato di Correggio Montebello domani. Un bel derby comunque giocato dalle due compagini, bel gioco, bello spettacolo, tante emozioni, anche tante punizioni di prima rigore sbagliate, ma questo fa parte del gioco, alla fine si contano anche queste cose e quindi Sandrigo che porta a casa questo derby vicentino per la 20ª giornata del massimo campionato di Serie A1. Da parte di Ivo Peretto, Studio 7 HD e Flavio Zattera alla regia è veramente tutto, ci sentiamo alla prossima, ciao!